nella guerra dei numeri. Che speranze hanno i deboli, forse brillano giusto un attimo per tornare nell'oscurità. Sono ancora complice di questo gioco impossibile, ancora libero da amare, e ogni volta ritornare a vivere, vivere, un rimedio alla paura, vivere, vivere una vita che so che c'è. Da un balcone improbabile vedo gli alberi crescere e mi sembra che anche dentro me tutto sia migliore di com'è. Non lasciarti convincere che vinca sempre il più abile, la stupidità divora facce e nomi senza storia, vivere. Vivere, chi sa farlo meglio di te. Promessa che hai fatto da noi, lasciare il cuore andare ed impazzire, vivere finalmente intensamente, vivere ogni brivido dentro te. Buongiorno, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Ore 13, il titolo di questa puntata: Ebola 4 anni dopo, la forza del volontariato. Ma prima di iniziare io vorrei proprio dire una parola sulle immagini che avete appena visto di questo video e che ci fanno capire l'importanza di quello che fanno i nostri ospiti nella Sierra Leone in Africa, di quello che riescono a fare, riportare veramente la speranza e la vita a queste persone. Io ve li presento subito: il dottor Massimo Dal Bianco, presidente Around Us Onlus, buongiorno. Buongiorno a lei. Don Dante Carraro, direttore dei medici con l'Africa QAM, buongiorno anche a lei. Dottor Paolo Frassono, volontariato Around Us Onlus e QAM. Buongiorno. Buongiorno. Ed infine una nostra conoscenza, comunque Agnese Vicino, Ciao, imprenditrice. Daniela. Ciao a Grazie, te. buongiorno a tutti. Bene, io vorrei commentare un attimo, solo prima di iniziare proprio, commentare questo video, perché è veramente quello che voi fate e veramente riportare la vita a queste persone. Sì, questo video fa parte di una delle iniziative che quando andiamo su in Sierra Leone riusciamo a fare, ed è una partita di calcio tra ragazzi amputati. Allora, questi ragazzi sono il ricordo della barbarie della della guerra civile finita nel 2001, in cui venivano amputati proprio un arto inferiore, tutte e due qualche volta, un arto superiore, qualche volta tutte e due, e praticamente alla fine della guerra si sono trovati centinaia di questi, soprattutto ragazzi giovani, che poi nel tempo ovviamente sono cresciuti, ed erano ragazzi che è stato necessario reinserire nella vita di tutti i giorni. Questo l'hanno fatto
soprattutto dei missionari cattolici italiani che lavorano lì in Sierra Leone, in particolar modo l'ordine di Giuseppini del Murialdo, che si sono impegnati attivamente in modo che questi ragazzi potessero avere anche una vita personale degna di essere. Per loro un momento di gioia è quando noi andiamo su e uno dei nostri volontari, che è un appassionato di calcio, è riuscito a organizzare questi incontri, avete visto, in un campo polveroso, in un campo tipico africano, e questi ragazzi rappresentano veramente la gioia e sprizzano gioia da tutti i pori, e delle volte sembra impossibile come sia fattibile una partita giocando con le stampelle, però abbiamo visto alcune immagini, abbiamo visto anche dei bei gol, e quindi sono proprio la manifestazione della gioia di vivere, e loro in quei momenti là probabilmente dimenticano la loro realtà, che è una realtà sempre e costantemente molto precaria e molto difficile. Dottor Bianco, parliamo della vostra associazione, che cosa fa e quali sono proprio i vostri progetti, le vostre iniziative? Around Us è una onlus, cioè un'organizzazione senza scopo di lucro, noi operiamo in Sierra Leone ormai da una quindicina di anni. Abbiamo scelto la Sierra Leone perché proprio in questo posto dove siamo noi ci sono questi, che poi sono diventati anche amici nostri, che sono questi missionari italiani, che sono i Giuseppini del Murialdo. È un'organizzazione che si muove su due settori fondamentalmente. Il primo è un settore medico. All'interno di questa associazione ci sono molti medici che operano qui, in provincia di Treviso, in provincia di Vicenza, a Padova, e lì in un ospedale della zona abbiamo organizzato negli anni, fino all'arrivo dell'Ebola, delle missioni mediche specialistiche in un ospedale che allora contava un solo medico su un totale di 120 posti letto. E il contributo nostro era di eseguire interventi di chirurgia, di urologia, di ginecologia, e quindi magari venivano riservati gli interventi più complicati per quando arrivavamo noi. Fatalità, questo medico, uno spagnolo, è stata una delle prime vittime dell'Ebola, e questo ha lasciato l'ospedale completamente privo di assistenza sanitaria, e in questa situazione hanno chiesto l'aiuto al QAM, di cui dopo Don Dante parlerà ampiamente, ed è stato un cambio di passo proprio nella realtà sanitaria del paese e anche di quell'ospedale. Dopo l'Ebola noi abbiamo ripreso delle missioni, queste missioni le facciamo assieme al QAM. Perché poi diremo c'è stata questa collaborazione, certo, con questa il collaborazione QAM. con questa grossa organizzazione di volontariato sanitario, forse la più importante, no, Don Dante, qui in Italia, sicuramente prestigiosissima per la città di Padova, e quindi noi abbiamo cominciato a lavorare con loro. Quest'anno faremo 4 missioni, una partirà a giorni, poi io andrò a maggio, poi ce ne sarà una a settembre, una a ottobre, e 4 saranno fatte nel 2019, e dopo speriamo di poter continuare. Certo. Don Dante ci diceva prima, insomma, bisogna conoscere questo paese prima di parlare delle nostre iniziative. Sì, nel senso che è un paese che ha sofferto e sta soffrendo tanto, pieno di gioia, perché dopo la partita di calcio, l'Africa è così, piena, i problemi ci sono, sti ragazzini, no, li vedi, loro sono amputati, lo diceva Massimo prima, però dentro quel limite, quelle difficoltà, la capacità che noi stiamo perdendo, la capacità di comunque ritrovare un motivo di sorriso, un motivo di festa, un motivo che è la speranza è la vita, no? Non è illusione, è credere che la vita assieme a tanti problemi c'ha dentro anche tante risorse, e noi, ripeto, questo atteggiamento lo stiamo un po' perdendo, ci spostiamo più facilmente nel lamentarsi continuo, gente musona per strada che incontra, invece ecco, l'Africa, la Sierra Leone in particolare, devo dire, la partita di prima, che quel video dice bene. La Sierra Leone, dicevo, è un paese che sta soffrendo, un paese che
prima dell'Ebola, in tutto il paese che ha tanti abitanti più o meno come il Veneto adesso non so se mai quanti pediatri ha, ma io so che prima dell'Ebola la Sierra Leone aveva in tutto il paese un pediatra. Come fai ad affrontare una popolazione come il Veneto con un pediatra? Ovvio che le mortalità dei bambini da malaria, da polmonite sono elevate. Poi c'è stata l'Ebola, e l'Ebola è stato un uragano che ha travolto il paese. 14.000 casi di Ebola ci sono stati, con oltre 4.000 morti, scuole chiuse, mercati chiusi, chiese chiuse, la gente terrorizzata perché si sa che si trasmette, no, con la saliva, le congiuntive, eccetera, il sangue. Ecco, quindi è stato un paese travolto dall'Ebola, e in un paese che prima aveva pochissime risorse sanitarie, con l'Ebola ne sono morte 218 tra medici, infermieri e osttetri. Ha perso il paese. Quindi è un paese che adesso ha un assoluto bisogno di essere aiutato, di essere sostenuto, di essere accompagnato. Tra l'altro io vorrei sottolineare anche che voi andate mettendo anche a rischio la vostra incolumità. Cioè, voglio dire, non è che andate cioè, è anche, insomma, un rischio, quindi ancora di più è un dono quello che voi fate a queste persone. Sì, è la nostra missione, è quello che si fa. Un medico sa, qua e anche in Africa, che il primo dovere che ha è quello di assistere chi ha bisogno. Noi intanto continuiamo a vedere le immagini che sono... Ovvio che cerchi di essere attento in quello che fai. Diceva, non c'è dubbio che noi ci abbiamo pensato anche noi, e abbiamo dovuto chiedere chi di noi era disponibile ad andare, perché quando l'ospedale è stato chiuso, l'ospedale di Lunsar, dove si concentra questo intervento, è mancato l'unico medico che c'era, padre Bradar Manuel, che è quello spagnolo che in televisione ha fatto vedere che è rientrato in Spagna, che subito dopo è mancato. Insomma, chi ha seguito l'Ebola di quel periodo si ricorda questa immagine, no? Che è un missionario spagnolo che è rientrato, l'unico medico. Dopo, ovvio che riprendere e riaprire un ospedale quando c'è l'Ebola, c'è questa preoccupazione, attenzione, eccetera, però è la nostra missione e lo si fa. E la roba bella è stata questa, che anche il personale locale, sentendosi aiutato, ha ripreso coraggio anche lui. E adesso si sta collaborando insieme col personale locale, l'intervento del CUA, e poi queste missioni preziosissime che l'associazione Around Us mette a disposizione dell'ospedale. Ecco, quindi... Io direi missioni fondamentali. Ci fermiamo un attimo, però c'è una piccola pausa pubblicitaria e poi torneremo qua in studio. Ligo. Bene, siamo tornati nuovamente qua in studio, ore 13, vi ricordo stiamo parlando degli aiuti che vengono portati alla Sierra Leone, e vorrei proprio chiedere ad uno dei volontari di Around Us Onlus, che è Paolo Frasson, come mai ha scelto di fare il volontariato? Che cos'è che l'ha spinta? Direi quasi per caso e quasi controvoglia, nel senso che io non ci avrei mai pensato spontaneamente, ma mi ricordo che un giorno in sala operatoria nostra, nel nostro ospedale a Padova, la frequentiamo sia noi chirurghi generali sia gli altri specialisti di chirurgia, gli ortopedici, i ginecologi e gli urologi. E a un certo punto mi trovo in un intervallo tra un intervento e l'altro che c'è anche il dottor Dal Bianco, che è primario di urologia, che mi chiede: ma hai mai pensato di andare in Africa? E io guardo questa persona che conoscevo bene evidentemente, questo collega, di cui ho sempre avuto stima, e lo guardo come dire, e penso, ma cos'è che mi chiede questo? In Africa? È matto questo, no? E dopodiché, siccome sono educato, dico: ma in Africa dove? In Sierra Leone. Io neanche sapevo dove era la Sierra Leone. No, prova a pensarci, questo, quest'altro. Ecco, è stato il primo tarlo che mi ha messo dentro il dottor Dal Bianco, nel senso che io mai ci avrei pensato, e comincio a pensarci. No, comincio a pensarci. A casa la sera parlo con mia moglie e dico: ma mi hanno chiesto così, non lo so, dico, con molta negatività e con molto pessimismo, però ti entra il tarlo e un po' alla volta, ecco, cosa fai allora? Cominci a parlare con qualcuno che c'è già stato
come è andata, come è andata, no? Ma c'erano dei motivi anche professionali che mi facevano difficoltà. E che effetto le ha fatto quando poi ha deciso? È insorto un timore, il timore di non essere idoneo a quello che veniva richiesto in Africa. Io ero idoneo alla mia professione in Italia e specificamente a Padova, che è un ambiente da un punto di vista sanitario assolutamente protetto, assolutamente perfetto, dove ci viene consentito di fare il meglio del meglio, e lo sappiamo anche noi questo. Ma in Africa, dove manca la tecnologia, che cos'è che mi chiedono di fare? Non è che sono insufficiente, che ho perso ormai quell'attitudine che una volta forse conoscevo, 30 anni prima, 40 anni prima, ma che adesso voglia o non voglia, con la tecnologia imperante, ho perso completamente. E questo è stato il mio timore. E quindi le mie richieste di informazione ai colleghi che c'erano già stati era quella di dire: ma cosa si fa, cosa si fa, cosa si fa? Dopodiché a un certo punto si affronta il problema, si decide e si parte. Io vorrei dire, queste immagini qua che stiamo e che state vedendo anche voi da casa, bellissime, che sono state girate da Remo Zaffalon e Paolo Polotto, che ringraziamo. Claudio, ecco, Polotto, che ringraziamo. Mi scusi se l'ho bloccata. Ecco, dopodiché si arriva in Africa e ci si trova di fronte a una realtà che noi non conosciamo qui, e questa realtà la si deve affrontare con assoluta semplicità, proprio assoluta semplicità, perché gli africani non è che ci chiedono di risolvere i problemi, ci chiedono un aiuto, qualsiasi aiuto, che sia piccolo, che sia grande, starà a noi poi scegliere che cosa possiamo fare e come possiamo farlo. Ecco. Ma loro sono comunque contenti dell'aiuto qualsiasi che noi possiamo dargli. Io vorrei chiedere anche al dottor Dal Bianco, visto che aveva convinto anche lui, se una persona decidesse di avvicinarsi alla vostra associazione, e però uno è timoroso, dice: ma io non ho una specializzazione, che cosa vado a fare? In realtà è aperto ai volontari. Beh, nell'ambito medico sicuramente sono apprezzate tutte le componenti, anche chi non ha una specializzazione, se vogliamo. Basti dire che nell'attività, quando noi andiamo su con le nostre missioni, per esempio, c'è un'attività ambulatoriale importantissima, proprio perché sanno che arrivano i medici italiani, c'è una folla che non abbiamo idea noi quanto grande sia, perlomeno vista qui in Italia, e di gente che viene a farsi visitare, quindi qualsiasi medico, anche di medicina generale, qualsiasi che abbia una laurea in medicina, a un certo punto è assolutamente impiegabile. Ecco. Poi se uno ha una specialità particolare, ancora meglio, voglio dire. Ecco. E io capisco, finché parlava Paolo, capisco il suo sentimento, ma mi ricordo un caso che probabilmente a lui sicuramente e anche a me rimarrà nella memoria per molti anni. Eravamo su in una missione assieme quando in una mattina ci fanno vedere un bambino di 10 anni che era caduto da un albero di arancio e si era infilato un ramo che entrava dal fianco di sinistra e fuoriusciva dal fianco destro. E lì il medico, questo amico nostro ormai deceduto appunto con l'Ebola, ha detto: ma non gli faccio niente, lo lasciamo morire. Bene, noi non avevamo nessun supporto diagnostico, non avevamo un eco, un TAC, quello che faremo qua, insomma. E alla fine abbiamo deciso, con il nostro amico anestesista, abbiamo addormentato il bambino, abbiamo tirato via il ramo, l'abbiamo aperto come si faceva qui forse 50 anni fa. E il Padre Eterno gli ha voluto bene a sto bambino perché gli ha preservato tutti gli organi nobili, cioè non ha sfiorato grossi vasi, ha sfiorato i reni, ha sfiorato il fegato, ha sfiorato la milza, ha avuto qualche lesione dell'intestino, questa sì, perché bene o male il ramo è penetrato, ma poi alla fine di una giornata di lavoro io e Paolo e anche l'anestesista e tutti assieme eravamo estremamente soddisfatti, perché quella vita proprio, possiamo dire, si è salvata grazie al nostro intervento. E questo è un sentimento che capita molte volte di vivere nella realtà sierraleonese, dove per povertà, per problemi sociali, per problemi culturali c'è una certa disaffezione all'arrivo in ospedale. Poi però una volta che arrivano in effetti sanno che quando siamo lì almeno trovano delle cure adeguate.
Adesso queste cure sono mantenute e migliorate grazie al personale del QAM che è lì operativo praticamente in questo ospedale, e adesso io, quando andrò su, adesso spero di vedere questo cambio appunto di realtà che penso che questa grossa organizzazione ha portato. Agnese Vicino, volontaria, hai conosciuto l'Africa, hai conosciuto la Sierra Leone, beh, insomma, le emozioni che ti hanno proprio passato queste esperienze. Ma, cara Daniela, allora io sono stata in Sierra Leone nel 2013, quindi l'anno prima di Ebola, ed è stata un'esperienza veramente incredibile, naturalmente da un punto di vista personale, ma anche per tutto quel che ha portato poi una volta a casa, quando sono tornata a casa. Ho contagiato più di qualche persona, diciamo, a livello affettivo, perché chiaramente si tratta di una terra veramente incredibile, straordinaria, come dice il professore. Anch'io non sapevo dove fosse la Sierra Leone e anch'io avevo una grande paura prima di partire. Devo ringraziare questa mia carissima amica Manuela Calvani, che è la vicepresidente tra l'altro dell'associazione Around Us, che un giorno mi ha detto: perché non vai in Africa? Così anch'io sono rimasta un po' perplessa, diciamo, di fronte a questa richiesta. Dico, perché proprio io, cioè che cos'è che potrei portare io, no? Di così grandioso in Africa, nel senso che non sono un medico chiaramente. E ho detto vabbè, partiamo, e siamo partiti io, Remo Zaffalon, che hai citato prima, che è un cameraman che ha realizzato queste stupende immagini, e Claudio Polotto che le ha poi post prodotte. E poi c'era una ginecologa, Elisa Filippi, e un'ostetrica, Eleonora Rossi, che hanno lavorato tantissimo all'interno di questi ospedali, proprio hanno fatto partorire le donne. Io ho assistito anche a un parto in diretta, che è stata un'esperienza incredibile. Traumatica? No, assolutamente no, perché come diceva bene Don Dante prima, una cosa che impari in Africa è che la sofferenza lì la si vive in un modo molto diverso dal nostro, e chi lo sa perché. Che fa riflettere. Questa cosa senz'altro ci deve fare riflettere. Agnese, io ti devo fermare un attimo perché c'è un'altra piccola pausa pubblicitaria. Tutto l'anno. Rieccoci nuovamente in studio, ore 13, stavamo parlando con Agnese, ci stava raccontando la sua esperienza nella Sierra Leone, ci stava spiegando. Tu sei arrivata l'anno prima poi di quello del disastro e dell'epidemia dell'Ebola. Sì, io sono partita l'anno prima di Ebola, e l'Africa, noi sappiamo, è un paese strutturato in un modo molto diverso dal nostro. La gente abita nei villaggi, c'è un CIF, un capovillaggio, che regola la vita quotidiana, e la gente quindi è abituata a stare insieme, lì non provano il sentimento della solitudine. Nelle riflessioni che mi sono fatta poi tornando a casa ho pensato molto a questo. Noi siamo una società che vive molto nella solitudine, la proviamo a partire dall'adolescenza, ma poi anche da sposati, ma poi anche da anziani. È un sentimento che ci pervade molto. Lì invece questo non accade, come probabilmente non accadeva nelle nostre famiglie patriarcali, diciamo degli anni 40, mi viene da dire, degli anni 50. Quello che temo io è che con Ebola invece l'Africa abbia conosciuto anche purtroppo questo sentimento, questa condizione emotiva difficile da sopportare, perché per loro toccarsi è una cosa normale, abbracciarsi, sentirsi una comunità, un gruppo, è una cosa normale. Con la paura del contagio chiaramente questo contatto è venuto a mancare, quindi la depressione e la solitudine, certo, credo che l'abbiano davvero provata anche loro. Adesso
per fortuna è tornato tutto nella norma. Ieri sera mi sono sentita con padre Maurizio Boca, il missionario che avete visto nelle immagini, e gli ho chiesto che cos'è che vuoi che dica di importante, e lui mi ha detto di solo il bene di questa gente, perché sono persone che accettano le loro condizioni e che nonostante la povertà comunque sorridono e si tirano le secchiate d'acqua, sono comunque in una condizione di, per fortuna, felicità diffusa, la chiamerei così, non lo so. Io passavo per le strade, tutti quanti i bambini mi urlavano I love you, c'era una condizione di felicità incredibile. Qua se cammini per la strada la gente non ti saluta, è normale, no? Certo. A uno che saluta pensi che sia anche un pazzo, perché dice cosa vuole questo da me? Invece lì è normale questa condizione. Stanno mostrando i miei quadri, non so se... come mai. Comunque, no, quelli sono due raffigurazioni dell'Africa, la mia prima espressione, diciamo, più diretta. Uno rappresenta il momento in cui i bambini aspettavano questi biscotti, noi andavamo a consegnare i biscotti. Che poi ecco, ci racconterai poi questa cosa, insomma, dei sì, biscotti. Ogni anno dal 2013 la CRIC invia questo container di 5.000 kg di biscotti all'anno, ma chiaramente, insomma, noi non siamo qua per dire quello che facciamo per l'Africa, perché, o meglio, sì, se questo può servire ad altre aziende, ad altre realtà come la nostra, ma anche un po' per tutti, perché voglio dire, non è che serve per forza avere grosse capacità per fare qualcosa per l'Africa. Qualsiasi persona si può inventare qualcosa, grazie a Dio siamo nati uno diversi dagli altri. Basterebbe la volontà. E basterebbe a volte sì, dire guarda, ma anche allenarsi nella quotidianità e fare Agnese, io vorrei per chiedere anche a Don Dante, 4 anni dopo, com'è la situazione adesso lì? Ma come accennavo prima, il paese è stato fiaccato, provato, era evitato proprio il contatto personale, addirittura c'era proprio una sigla ABC, Avoid Body Contact, cioè devi evitare i contatti corporei, quindi la gente era terrorizzata. Quindi è un paese prostrato e adesso la gente non vedeva l'ora che passasse questo dramma che è stata l'Ebola. E adesso la vita gradualmente sta riprendendo, anche dal punto di vista sanitario. Devo dire che anche noi inizialmente eravamo in un ospedale rurale, molto periferico, l'ospedale di Pougeon, nel sud del paese. Da questo poi, a causa dell'Ebola, l'ospedale era stato chiuso, quello di Lunsar, dove appunto c'è questa collaborazione con Massimo Paolo e Around Us e così, che è l'ospedale di Lunsar. Da quello abbiamo preso in mano la più grossa maternità del paese, che fa 2 volte i parti annuali che fa Treviso, e aveva un ginecologo in tutta. Immaginate, inevitabilmente, a parte il lavoro, ma dopo purtroppo le mamme che morivano da parto, quindi stiamo aiutando quello. E recentemente abbiamo iniziato, è stato l'anno scorso, altri aiuti che stiamo dando all'ospedale di Bo, all'ospedale di Makeni, e ultimo questo ospedale abbandonato da tutti, che è una grossa isola nell'Oceano Atlantico, che fa parte della Sierra Leone, l'ospedale di Bont, che è una comunità di 70.000 persone, dove c'era un medico che ci andava là una volta al mese per un giorno. Abbiamo detto, dobbiamo aiutare. Ecco. Allora, questo è il segno che dentro alle difficoltà che il paese sta vivendo c'è tanta energia di riscatto. Padre Maurizio che diceva prima, raccontate il bene. Sì, lo raccontiamo, siamo qua proprio a raccontarlo, perché c'è tanta forza, c'è tanta voglia di riscatto. Ecco. E noi ci accostiamo, noi ci chiamiamo Medici con l'Africa, e quel con identifica che non vogliamo, come diceva Cinzia,
Agnese, scusa Agnese, che diceva Agnese, non andiamo là per dire quanto bravi siamo noi per loro, ma perché dopo c'è una gioia, anche le fatiche che vengono condivise. Fra l'altro in Sierra Leone a Freetown c'è stato un altro evento catastrofico. L'anno scorso? Esatto, l'anno scorso con 1000 morti, se non... Sì, perché non c'è dubbio che sono paesi fragilissimi, non c'è un sistema di smaltimento rifiuti, eccetera, i rifiuti si assommano, diventano colline, la gente costruisce sopra e quando c'è dopo quello che è capitato un'alluvione, è venuta giù mezza collina. Stiamo vedendo le immagini portando con sé, guarda, che roba infinita, è stato un dramma. Questo naturalmente per costruzioni anche abusive, insomma, certo. Chiaramente i discorsi sono sempre quelli anche lì. Tutto abusivo. Esatto. Certo, soprattutto nelle zone di prima periferia della città, come adesso stiamo vedendo, a fronte di quello che sta capitando, sono stati 1000 morti e purtroppo anche lì difficilissimi da contare, da recuperare, per cui molti di questi sono stati recuperati nel mare. Perché quindi... Forse sai Daniela, da casa la gente non si rende molto bene conto, anch'io stessa prima, quando si sentiva parlare dell'Africa, sì, ci dai conto, però viverla e andare lì, capisci che non ci sono le strade, non c'è la luce elettrica, noi eravamo arrivati di notte, mi ricordo che solo la traversata per arrivare a Freetown è un'avventura, perché comunque tu arrivi, non c'è la luce, e bisogna prendere questo traghetto e preghi Dio di arrivare, perché altrimenti ogni volta... È chiaro che le condizioni... La traversata non c'ha il faro davanti, per cui dici speriamo. E speriamo di arrivare. Io ero già preoccupata, già subito appena arrivata, poi pensavano che avessimo la droga dentro le valigie e invece avevamo una valigia piena di medicinali. Ecco, sicuramente situazioni non facili comunque per raggiungere poi. Chiaramente eravamo con un'organizzazione davvero importante, seria come Roundhouse. CRIC partecipa e continua a partecipare negli anni a queste missioni perché è un'azienda che è sicura che qualsiasi cosa venga inviato arriva a destinazione. E questo è importante. Dottor Bianco, parlavamo di iniziative, progetti, proprio quelli... E da quanti anni, Massimo, scusa se interrompo, da quanti anni anche Roundhouse sta facendo questo? Perché la cosa significativa è proprio anche la continuità, no? che viene data. Noi abbiamo cominciato nel 2002-2003. Quindi sono 15 anni, insomma. Ecco. E nel tempo noi abbiamo sempre cercato di sostenere dei progetti consigliandoci molto con i padri Giuseppini del Murialdo, che poi di fatto erano i referenti in loco. Allora un punto importantissimo è stato la spinta sull'educazione, quindi abbiamo contribuito alla costruzione di scuole, e quindi delle scuole primarie che sono le equivalenti delle nostre scuole elementari, sostituendo nei villaggi delle vere e proprie tettoie di foglie di palma che fungevano da scuola. Ci siamo impegnati, e questo grazie anche al contributo di moltissimi donatori, moltissimi volontari che partecipano a questi eventi, diciamo così, di raccolta fondi che vengono organizzati, e sono veramente molto, molto sensibilizzati a questi eventi. Abbiamo costruito una grossa scuola superiore per più di 1000 ragazzi, con 12 aule, con i servizi. Lì quando è stata inaugurata, l'emozione più grande per me è stata quella di vedere dei ragazzi che aprivano un rubinetto e scendeva dell'acqua, cosa non scontata assolutamente in Sierra Leone. Nelle scuole e anche negli ospedali. E abbiamo dato abbiamo fatto in modo che alcuni ragazzi fossero mantenuti negli studi. 2 ragazzi della Sierra Leone, in particolare 2 ragazze amputate, hanno preso un master qui a Ca' Foscari, sono state ospitate qui in loco e sono stati fatto un contributo per lo studio.
Ultimamente però il problema più importante è quello che l'Ebola ha lasciato molti orfani. Ha lasciato molti orfani che per l'amor di Dio vengono inseriti benissimo nei villaggi dei loro parenti, ma non hanno da mangiare né quelli del villaggio né loro. Quindi una nostra iniziativa, ed è quella che stiamo portando avanti quest'anno, è il contributo all'alimentazione di questi ragazzi qua. Noi gestiamo circa 300-400 di questi ragazzi ai quali viene assicurato un pasto al giorno. Pasto al giorno vuol dire un piatto di riso condito con un po' di verdura, un po' di pesce, ma almeno hanno la possibilità di alimentarsi. Certo, di alimentarsi. Ecco, questo è un progetto che abbiamo portato avanti l'anno scorso, sempre tramite Giuseppina del Murialdo, ci siamo impegnati a portarlo avanti anche quest'anno. Più i vari contributi estemporanei, per esempio quando è scoppiata l'epidemia dell'Ebola, loro hanno chiesto subito a noi... Le devo fermare un attimo perché c'è la pubblicità, torniamo in studio e parleremo proprio di questo, quindi un attimo solo, 5 minuti di pubblicità. Bene, siamo tornati nuovamente in studio con Ore 13, stavamo parlando con il dottor Dal Bianco del discorso dell'alimentazione, fondamentalissima assolutamente per queste persone, e quali sono proprio i progetti immediati adesso? Sì, oltre a questo progetto che ci impegna anche economicamente, e quindi noi organizziamo degli eventi di fundraising, come si dice, di raccolta fondi, c'è un altro progetto che è il contributo alla costruzione di case per gli insegnanti delle scuole appunto nell'area dove lavorano i Giuseppini del Murialdo, in modo da avere la possibilità di trovare degli insegnanti che lavorino, che ricevano anche un contributo dal governo, perché lì la realtà anche di questa gente è molto diversa dalla nostra, quindi certo. Lì non c'è un'istruzione assicurata per tutti, non c'è una sanità assicurata per tutti, per cui il nostro contributo, pur essendo estemporaneo e ci rendiamo conto, è un contributo estremamente piccolo, però riteniamo che sia un contributo importante, ecco, alla evoluzione di questa popolazione. E quindi noi ci impegniamo, facciamo un appello anche ai volontari, a chi vuole conoscerci, a chi vuole partecipare a queste nostre iniziative, perché, ripeto, con il contributo di tutti noi siamo riusciti e speriamo di riuscire in futuro a portare avanti questi nostri progetti. Parliamo di istruzione, quindi, che è importante, è basilare. L'istruzione è fondamentale perché se non si formano i bambini, i giovani, a un certo punto il paese non può riprendere. Ed è quello che state cercando di fare? Con le botte, i traumi che ha avuto in questi ultimi anni, Ebola anzitutto, ma poi anche la frana, è fondamentale. È molto curioso vedere la partecipazione scolastica che c'è in Sierra Leone, paese poverissimo, eppure io mi ricordo che al mattino, quando io mi alzavo per riprendere il percorso della giornata e guardavo fuori dalla finestra e vedevo allora i bambini che andavano a scuola con la cartella, tutti quanti con la loro divisa. Ogni scuola ha la propria divisa ed era molto bello vedere questi bambini piccoli perché è la scuola primaria, quindi partono dai 5 anni in poi fino ad arrivare agli 11-12, poi si ferma la scuola. Era veramente entusiasmante vedere la partecipazione positiva di questi bambini a una cosa importante come la scuola, e c'è sicuramente compartecipazione da parte di dei bambini. La cosa che mi ha stupito, per esempio, è che quando andavo a vedere questi bambini che prima vedevo da lontano, poi li vedevo anche da vicino, vedere come la divisa che loro portano è assolutamente pulita e regolare. Pulita e regolare, è una cosa che a me ha fatto impressione, perché dal disordine in cui normalmente vivono in capanne nella foresta, quindi in condizioni assolutamente disagiate, però la divisa scolastica è assolutamente regolare, quasi quasi fa pensare all'Inghilterra.
Escono dalle case di fango e Sì. sembrano Ecco, dei principi, delle valore principesse. importante. Quando ritornano a casa questo. poi è chiaro che si Certo, tolgono la divisa certo. e ridiventano bambini della foresta in pratica, no? Certo. Quindi con la confusione, col caos che è normale per tutta l'Africa. Ecco, però è una cosa positiva e senza scuola non si può pensare che il paese possa riprendere, senza scuola e senza sanità. Ed è per questo che E voi... Ecco, io peraltro state- devo dire, io ho cominciato ad andare in Africa con un'associazione che era UNDAS, che è una piccola associazione di volontariato, e sono andato parecchie volte in Africa. Poi a un certo punto ho avuto occasione di andare col QAM. Certo. La cosa che mi ha stupito è di vedere, toccare con mano la realtà del QAM in Africa. Io il QAM lo conosco bene, perché il QAM è nato a Padova, è nato più o meno quando io ho cominciato, poco prima di quando io ho cominciato a studiare medicina. Quindi l'ho seguito, avevo degli amici, dei miei colleghi di studio che erano, che erano assistiti dal QAM, no? Quindi l'ho seguito da sempre, però da padovano mi sono reso conto della realtà del QAM solamente in Africa, che è una realtà solida, che noi, piccola associazione, non possiamo avere, anche perché le nostre missioni non è un limite nostro, è una realtà nostra. Noi portiamo avanti 4 missioni all'anno, 4 missioni di 15-20 giorni. Non abbiamo l'illusione di risolvere il problema della sanità della Sierra Leone con 4 presenze annuali, perché poi una volta che noi lasciamo la Sierra Leone ritorna come era prima. Certo. Quindi manca la continuità. Il QAM dà continuità. Certo. Il QAM Devo dà dire che Ecco. è la ricchezza del CON, anche in questo caso Certo. per me è e noi credo, no, sia proprio una soddisfazione a servizio di un paese come la Sierra Leone, quello di lavorare insieme, no? Mettendo a disposizione, come diceva Agnese, lei è un'imprenditrice, era una giornalista, non lo so, insomma, no? Ecco, e ognuno fa la propria parte, mettendo insieme e facendo sinergia di queste risorse, non si aggiungono, ma si moltiplicano i risultati buoni per loro e posso dire anche per noi, perché dopo queste esperienze, questa realtà trasmette bene anche a ciascuno di noi. Insomma. Mia figlia che ha 4 anni, perché io poi dopo che sono tornata dall'Africa ho avuto 2 gravidanze, una vicina all'altra, per questo grande desiderio di maternità, quindi si sono i frutti dell'Africa, no? Come a dire che veramente chi va lì riscopre un qualcosa di veramente di profondo. E mia figlia dice: mamma, ma se mandassimo la pasta sarebbero molto contenti i bambini africani, quindi se per caso ci fosse un'azienda. Allora no, veramente, perché la gente da casa potrebbe anche fare questa provocazione e dire ma con tutto quello di cui abbiamo bisogno qua, voi adesso ci state a parlare dell'Africa. Cric per esempio è un'azienda che aiuta molto sia l'Italia che il territorio, naturalmente non andiamo in televisione a dirlo ogni volta, però siamo entrati in contatto con questa realtà. Certo. Ed è una voce forte che urla, è impossibile non sentire la voce dell'Africa, è impossibile. Chiaramente forse aiutarli là è molto meglio che aiutarli qua. Le politiche di accoglienza non mi sembra che stiano funzionando proprio moltissimo. E questo è un po' il vostro lavoro. L'istruzione e la sanità sono sicuramente i 2 punti cardinali su cui lavorare. Parlavamo prima appunto che insomma istruzione e sanità sono fondamentali, tanti progetti. La prossima partenza, che non ricordo più, è? La prossima è il 12 di aprile, poi una sarà il 10 di maggio, il 12 di settembre e verso la metà di ottobre. Se lei dovesse lanciare un appello alle persone che sono titubanti di avvicinarsi a questi progetti perché sono importanti, che cosa direbbe? Allora, io credo che intanto sia necessario conoscere, anche se è vero che io dico che la conoscenza migliore bisognerebbe farla in loco, perché per quanto siano belli i documentari, per quanto siano bravi i giornalisti, per quanto siano convincenti, non c'è niente di più convincente e reale di vivere per un periodo di tempo la realtà del posto, perché si sentono gli odori, i rumori, le relazioni, si vede e si capisce anche sinceramente perché la gente in quelle condizioni, se può, se ne va via,
perché quando un genitore vede morire qualche figlio entro i 5 anni perché o ha una piccola malattia che potrebbe essere risolta o per denutrizione, è chiaro che la forza di reazione è tale che viene da allontanarsi. E il nostro scopo qual è? Quello di portare un minimo contributo. Paolo diceva, noi con 4 missioni all'anno copriamo sostanzialmente di 15 giorni, copriamo 2 mesi su 12. È vero che adesso il QAM si è inserito in maniera veramente molto importante e io mi auguro che anche il QAM continui e abbia sempre maggior sostegno nel fare questo, perché parliamoci chiaro, questo è un po' il nostro dovere di persone innanzitutto, e quindi è un discorso rivolto a tutto, e se vogliamo anche è un dovere come professionisti dell'arte medica. Don Dante, di che cosa avete bisogno? Ma c'è bisogno, un po' ricalco quello che dice Massimo, cioè c'è bisogno di cuore prima di tutto. Noi abbiamo perso una dottoressa, perché il rischio fa parte della nostra vita, non è che c'è. E una delle cose che, siccome sono 13 anni, 2 o 3 giorni fa, di anniversario, chiamiamola così, e lei, una delle ultime mail che mi ricordo, mi ha scritto, dice: quello che mi consola nonostante la situazione che sto vivendo, e dopo, ripeto, è mancata, dice, è sapere che ciascuno di noi fa la propria parte. Ecco, io l'invito che faccio è guardare se stessi, la propria vita, la propria famiglia e dire: cerco di fare, anche considerando queste situazioni, la propria parte. Magari un'imprenditrice... Fare del bene fa bene. Fare del bene fa bene, facendo ciascuno quel pezzo che spetta a lui, ma farlo davvero, perché... Se tutti facessero poco... Sì, il mondo cambierebbe, io ne sono profondamente convinto. Noi da missionari, da medici che sono in Africa, eccetera, insieme, mettendo insieme le risorse, e ognuno però, un'imprenditrice, una giornalista, una mamma, un anziano, no? E dire ciascuno la propria parte, farla e farla bene. Con queste parole direi che possiamo veramente concludere questa puntata, siamo arrivati al termine. Io ringrazio davvero per tutto quello che stanno facendo, soprattutto in Sierra Leone, i nostri ospiti, li ringrazio di essere stati con noi, veramente poco tempo per tutto quello che si dovrebbe dire e poi si potrebbe fare, insomma, molto di più. Questo è un appello che si lancia proprio alle persone, per contattarvi proprio alla fine, per contattarvi come possono fare le persone? Abbiamo un sito, si va su Around Us Onlus. Perfetto. E si ottengono tutte le informazioni necessarie, poi siamo disponibili a tutti i colloqui. Perfetto, è tutto, grazie davvero per aver partecipato a questa trasmissione, grazie per averci proprio detto tutto quello che si poteva dire, insomma, su questo paese, la Sierra Leone. Grazie davvero, grazie a tutti per averci seguito e vi do appuntamento a domani, arrivederci.